scongiurare l'emergenza, la Regione ha deciso di trasferire i rifiuti in Emilia e Lombardia. Il costo dell'operazione è di 2 milioni di euro. L'ASP di Catanzaro ha chiesto ai medici del 118 in servizio nella città capoluogo la restituzione dell'indennità aggiuntiva percepita negli anni scorsi, somme che si aggirano tra gli 80 e i 120 mila euro. Sentenza storica a Reggio Calabria nel processo contro l''ndrangheta stragista che ha supportato la mafia nell'attacco allo Stato. Alla Fondazione Terina si prepara l'aula bunker per ospitare il maxi processo scaturito da Rinascita Scott. Conferenza stampa del sindaco della città di Diamante per illustrare i primi dati dell'estate 2020. La Riviera dei Cedri, ha detto, pullula di turisti. Grande festa a Crotone per il ritorno in Serie A, caroselli di auto fino a tarda notte, impresa del Cosenza che batte il Pisa e punta alla salvezza. Buonasera Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, 2 milioni di euro, tanto pagherà la Calabria per trasportare i rifiuti fuori regione. Si tratta in ogni caso di una soluzione tampone in vista dell'estate. Costerà caro alla Calabria l'aver scongiurato l'emergenza rifiuti per l'estate, o meglio per poco più di un mese. L'operazione vale circa 2 milioni di euro e la spazzatura della nostra regione, 300 tonnellate al giorno, saranno caricate su tir e raggiungeranno i siti di Emilia-Romagna e Lombardia, più di 1000 chilometri di distanza, per risolvere un problema, fanno sapere gli addetti ai lavori, altrimenti irrisolvibile. Nei locali della cittadella l'apertura delle buste, come da procedura, delle aziende che hanno aderito al bando e che hanno presentato le offerte. Secondo quanto stabilito dal Dipartimento Ambiente, si tratta dell'Emiliana Air Ambiente e la Mantova Ambiente. Si è tamponato, e non è la prima volta, per consentire il decoro di una terra che vive di turismo, ma la soluzione, ne sono consapevoli istituzioni ma anche cittadini, non potrà che arrivare dagli impianti che, seppur modernissimi, generano ancora diffidenza. I numeri su cui ragionare riguardano la produzione di rifiuti che nei mesi invernali raggiunge le 800 tonnellate al giorno su tutto il territorio regionale. La metà, e cioè 400 tonnellate, vengono smaltite dal termovalorizzatore di Gioia Tauro. Dunque basterebbe dotarsi di un'altra struttura per evitare che anche in questo ambito i lunghi e dispendiosi viaggi della speranza. La volontà politica e gli ambiti territoriali ottimali continuano a discutere e spesso a contrapporsi. Di certo va trovata una sintesi e vanno assunte delle decisioni. Ricordiamo che per quanto riguarda Cosenza, la realizzazione dell'ecodistretto, sono pronti ben 90 milioni di euro, fermi perché nessun comune lo vuole. A settembre sarà di nuovo emergenza, perché non guardare a quelle realtà italiane che hanno centrato l'obiettivo rifiuti zero? Parliamo adesso dell'ASP di Catanzaro che ha chiesto ai medici del 118 in servizio proprio nella città del capoluogo la restituzione dell'indennità aggiuntiva percepita negli anni scorsi, somme che si aggirano fra gli 80 e i 120 mila euro. Una vicenda kafkiana riguarda circa 90 operatori del servizio emergenza-urgenza, il 118 di Catanzaro, che dovranno restituire all'ASP l'indennità aggiuntiva regionale percepita per quasi 10 anni, dal 2010 al 2019. Si tratta di cifre che mediamente si aggirano fra gli 80.000 euro e i 90.000 euro a testa. I sanitari protestano e hanno deciso di adire le vie legali, come conferma l'avvocato Antonio Pileggi, che sta seguendo la vicenda e che ha diffidato l'azienda sanitaria provinciale. È una storia assurda. Stiamo parlando di medici impegnati con gli infermieri nell'emergenza territoriale in pieno periodo Covid, quindi anche personale sanitario a rischio che svolge un compito essenziale. È una vicenda davvero assurda, perché è sulla base di una serie di precedenti accordi regionali. I medici hanno sempre avuto un'integrazione del trattamento economico, sempre,
fissa sullo stipendio mensile, quindi anche nei precedenti accordi regionali. Un accordo regionale, l'ultimo, quello vigente, quello di cui si discute, ha previsto la stessa cosa. Ha previsto cioè che per ogni ora di servizio fosse dovuta ai medici dell'emergenza sanitaria una integrazione di euro 5,50. Euro 5,50. Quindi i medici hanno continuato a percepire questa integrazione che già percepivano sulla base dei precedenti accordi, anche se con una norma un po' ambigua di questo ultimo accordo regionale attualmente vigente, si diceva che questa indennità di 5,50 all'ora dovesse essere legata a dei compiti aggiuntivi, ma sono compiti aggiuntivi insiti nelle mansioni, l'aggiornamento, la promozione della cultura dell'emergenza territoriale. E le parti che hanno stipulato questo accordo, il Comitato regionale permanente della Regione rispetto all'interpretazione autentica di questa norma, ha sempre interpretato questa norma come diretta ad integrare la retribuzione. Il caso, trattandosi di indennità regionale, potrebbe estendersi ai colleghi del 118 di tutta la Calabria. Non solo non devono trattenere queste somme, non devono recuperare l'asserito in debito, ma devono pagare il giusto i medici dell'emergenza territoriale, esattamente come pagano i dirigenti medici inseriti nei ruoli della dirigenza sanitaria. Adesso parliamo di una sentenza storica che riguarda proprio la cronaca giudiziaria a Reggio Calabria nel processo contro l''ndrangheta stragista che avrebbe supportato la mafia nell'attacco allo Stato. Ergastolo, e questa è la pronuncia della sentenza della Corte d'Assise di Reggio Calabria che ha condannato al carcere a vita il boss palermitano Giuseppe Graviano e Rocco Santofilippone, ritenuto dagli inquirenti uomo importante della cosca Piromali di Gioia Tauro a conclusione del primo grado del processo 'ndrangheta stragista. La sentenza è stata letta nell'aula bunker di Reggio su Viale Calabria, dove si è svolto il dibattimento, al termine del quale, dopo una requisitoria a fiume del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, il capo della Procura Reggina Giovanni Bombardieri aveva chiesto che i due imputati fossero condannati alla massima pena detentiva. Il processo aveva come oggetto la stagione degli attentati terroristici che videro nel mirino della mafia siciliana e della 'ndrangheta calabrese tra il 93 e il 94 l'arma dei carabinieri. In uno di questi attentati a Scilla persero la vita i brigadieri Fava e Garofalo. In altre due azioni paramilitari vennero feriti 4 carabinieri. L'attacco al cuore dell'arma aveva rappresentato, secondo i magistrati reggini, la partecipazione dell''ndrangheta alla strategia terroristica messa in atto da Cosa Nostra per colpire lo Stato. I difensori dei due imputati avevano nelle loro arringhe sostenuto che non c'erano elementi che confermassero il coinvolgimento dei loro assistiti in questo contesto mafioso e criminale. I giudici hanno ritenuto invece del tutto accoglibile la richiesta dell'accusa. A Filippone la Corte, per un altro reato contestato, ha inferto 18 anni di reclusione. La stessa Corte ha poi inviato agli uffici competenti per le opportune valutazioni i contenuti di dichiarazioni rese da testimoni e quelli di una memoria di Giuseppe Graviano. Adesso parliamo dei lavori in corso presso la Fondazione Terina di Lamezia Terme che ospiterà il maxi processo conseguenza dell'inchiesta Rinascita Scott. L'ex presidente della Fondazione ai nostri microfoni dice sarà l'occasione di rilancio per l'intera città. Eccoli i locali della Fondazione Terina alla Lamezia Terme, 3.300 metri quadri su un unico piano. Dopo gli interventi di adeguamento si trasformeranno nell'aula bunker che ospiterà un processo storico nato dall'inchiesta Rinascita Scott, coordinata dalla Procura Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Gratteri. 479 le postazioni previste per gli imputati, 230 per gli avvocati. Solo
parte del flusso di persone che entrerà nella struttura già ispezionata dal Ministero. Cosa significa per Lamezia? Per la città sicuramente è una ricaduta positiva, voglio dire, per tutto quello che si verrà a creare come indotto, come immagine. È una cosa positiva per la Calabria intera, voglio dire che questo processo si celebri in Calabria, in particolar modo nella città di Lamezia Terme, un comune sciolto 3 volte per mafia. Il maxi processo dunque potrebbe rivelarsi occasione di rilancio per l'area industriale semideserta, una scelta dettata anche dalla posizione geografica della fondazione. La fondazione è pienamente idonea a ospitare questo tipo di evento sostanzialmente, ha ampi spazi, l'area è centrale alla Calabria, siamo vicini all'aeroporto, vicino alla stazione centrale di Lamezia Terme, siamo vicinissimi a 2 svincoli autostradali, sia quello di Pizzo che quello di Lamezia, quindi la baricentricità dell'area è molto importante per un evento di questo tipo. Adesso ci spostiamo sul Tirreno Cosentino perché c'è stata una conferenza stampa del sindaco della città di Diamante per illustrare i primi dati dell'estate 2020. La Riviera dei Cedri, ha detto, pullula di turisti. Ernesto Magorno non accetta le critiche gratuite che sono piovute addosso alla città di Diamante, esalta il ruolo della rete, ma rispedisce al mittente le sortite ingenerose. La città di Diamante si sta difendendo bene, nonostante gli attacchi che vengono mossi alla nostra città. Oggi la rete è una piazza dove ci si confronta, ma la rete è anche un luogo, è anche un sito, è anche un posto, è anche un mezzo attraverso il quale spesso si diffondono notizie false. Il sindaco ha indetto una conferenza stampa per dire che Diamante gode di ottima salute, che nonostante il Covid gli alberghi sono tutti aperti, cosa che non avviene in altre realtà turistiche nazionali. I numeri, dice, ci danno ragione. Tutti i nostri indicatori sono indicatori che ci portano a poter dire senza tema di smentita che noi a Diamante registriamo un aumento rispetto al 2019, ma d'altra parte da quello che ho ascoltato mi pare che quello che noi diciamo può trovare riscontro in quello che dicono gli operatori turistici. D'altra parte basta andare in giro o andare non a fotografare da lungomare alle 11:30 vuoto i lidi o le spiagge, bisogna andare sulle spiagge e vedere se le spiagge alle 11:30 sono vuote o piuttosto invece piene di gente che fa il bagno. A supportare il primo cittadino una rappresentanza di operatori turistici e tutti hanno confermato che l'estate diamantese è partita con il piede giusto. Niente lamenti e vittimismo perché, dice Magorno, grazie anche al sostegno delle istituzioni, le presenze sono più che confortanti e l'intero comprensorio della Riviera dei Cedri può guardare con fiducia ai giorni che verranno. Diamante rimane uno straordinario attrattore turistico, non il solo, noi siamo in un territorio straordinariamente importante, da Praia a Santa Maria del Cedro, a San Nicola, Belvedere, Cetraro, con i paesi interni, Mairabo, vicino, Risolia, Verbicaro, Papasidro, ci sono posti straordinariamente belli, è un territorio importante. Diamante fa parte di questo territorio e intende dare il suo contributo a questo territorio insieme a tutti gli altri amministratori locali. Torniamo invece adesso a parlare di coronavirus perché sono tutti negativi, 60 tamponi effettuati ad Altilia dopo il caso positivo al Covid, ne dà notizia proprio il sindaco della città. Negativi i tamponi effettuati nei giorni scorsi ad Altilia, nel Cosentino, dove si era registrato un caso positivo al coronavirus. La task force dell'ASP, all'interno di alcuni locali messi a disposizione dal municipio, ha avviato nei giorni scorsi lo screening volontario a cui hanno aderito circa 50 persone. Sul posto i sanitari e lo stesso dirigente del servizio prevenzione Mario Marino. Oggi risultati che fanno tirare un sospiro di sollievo nella città del Savuto. È lo stesso sindaco Pasquale De Rose a darne notizia e precisare che tutti coloro che vorranno sottoporsi a tampone potranno recarsi previa prenotazione presso l'ASP di Rogliano, osservare le misure anti-Covid, ripetono come un mantra medici e istituzioni, perché il virus circola ancora, come dimostrano i piccoli e per fortuna circoscritti focolai registrati nelle ultime settimane anche in Calabria.
E a proposito del bollettino regionale, c'è una nuova positività che si è registrata nella nostra regione. I casi attivi salgono quindi a 79, mentre quelli totali dall'inizio della pandemia sono 1247. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 113.685 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.247, una in più rispetto a ieri, quelle negative 112.438. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 19 in isolamento domiciliare, 435 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 1 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 260 guariti e 19 deceduti; a Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il caso rilevato oggi è al laboratorio dell'azienda ospedaliera di Catanzaro ed è di rientro. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.021. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Parliamo adesso di incendi, perché nella stagione estiva c'è proprio un vorticoso incremento. Impegnate in queste ore le squadre dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde. Un'altra giornata particolarmente complessa sul fronte degli incendi, quella di ieri. Le sale operative del Servizio Antincendio Boschivo di Calabria Verde, azienda regionale per la forestazione e per le politiche delle montagne, sono state impegnate nella gestione di 26 incendi, di cui 6 nella provincia di Cosenza, 2 in quella di Catanzaro, 9 nella provincia di Reggio Calabria, 6 in quella di Crotone e 3 nella provincia di Vibo Valentia. Parliamo di 7 squadre per un totale di 39 operatori impegnati. Nel territorio di Acri, località Mucone, un unico incendio ha interessato la zona boschiva. Per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento di squadre di Calabria Verde, vigili del fuoco e volontari convenzionati con l'azienda Calabria Verde, anche l'intervento di un elicottero regionale e di 2 Canadair della flotta dello Stato. A dirigere le operazioni di spegnimento un DOS dei vigili del fuoco. Adesso la Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, che ha tenuto la sua assemblea annuale, ha approvato il bilancio 2019 e riconfermato Nicola Paldino alla presidenza. L'assemblea ordinaria della Federazione Calabrese delle BCC, alla quale ha partecipato anche il presidente nazionale di Federcasse, Augusto Dell'Erba, ha approvato il bilancio 2019 e riconfermato all'unanimità il presidente Nicola Paldino. L'anno scorso sono nati i gruppi bancari cooperativi e questo ha portato anche in Calabria alla fusione di diversi istituti di credito, e anche la Federazione Calabrese delle BCC va verso la fusione con altre federazioni meridionali. Si uniscono 4 banche nella Calabria Sud, quindi la federazione sarà costretta a rivedere il proprio ruolo, avendo a che fare non più con le 30 banche di una volta, ma alla fine resteremo in 4, 5, 6 e quindi bisogna adeguarsi ai cambiamenti. Perciò con i gruppi bancari il ruolo della federazione resta sempre più marginale. La scommessa è quella di mantenere i valori di mutualità e solidarietà e il legame col territorio che contraddistinguono il credito cooperativo, anche dopo i cambiamenti imposti dalla riforma. Cambiamenti epocali che abbiamo tutti quanti accettato, riuscendo a trasferire in un tempo molto breve, direi, le attività imprenditoriali che le federazioni svolgevano alle capogruppo in modo tale da razionalizzare e stabilizzare il sistema. E c'è dell'altro, le BCC sono tra le banche definite significant, che sono vigilate dalla BCE e questo ne appesantisce l'operatività. È chiaro che le normative che riguardano le significant sono normative molto più complesse. Noi per somma e per consolidamento siamo finiti nell'ambito
delle significant, e questo non ci piace perché ci crea una complessità operativa che dobbiamo cercare di correggere. La cronaca adesso con un 34enne di Cosenza che è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato per estorsione. L'uomo avrebbe contattato un professionista paventandogli la possibilità che soggetti della criminalità organizzata potessero inviare alla moglie delle sue immagini intime e diffonderle in rete. Per scongiurare questa eventualità il 34enne, imparentato proprio con alcuni personaggi della malavita locale, si è proposto di fare da mediatore fra la vittima e questi non meglio conosciuti personaggi che pretendevano 10.000 euro suddivisi in 2 tranche proprio per cancellare queste foto. Le indagini condotte dal personale della squadra mobile diretta da Fabio Catalano sotto il coordinamento proprio della procura di Mario Spagnuolo hanno consentito nello spazio di pochissimo tempo di ricostruire la vicenda e individuare le responsabilità dell'autore. L'uomo è stato quindi arrestato subito dopo essersi fatto consegnare la prima parte del denaro pari a 5.000 euro che è stato immediatamente recuperato. Adesso parliamo di calcio. Il Crotone torna in Serie A con 2 giornate d'anticipo grazie al successo ottenuto a Livorno e ai risultati delle dirette inseguitrici. Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Gina, con tutti. La gente di Crotone ha esultato 2 volte ieri, la prima al triplice fischio della gara con il Livorno, la seconda scendendo in strada al termine della sfida tra Cremonese e Spezia. Il pareggio dello Zini ha regalato la matematica certezza della promozione in Serie A per i rossoblu di Stroppa, tornati nella massima serie dopo 2 stagioni in cadetteria. 5 vittorie consecutive nel post-lockdown, dopo un avvio stentato con i 3 pareggi che avevano dato speranza alle inseguitrici, ma alla fine, con 2 gare di anticipo, gli squali hanno tagliato il traguardo. Poco più di una passeggiata nell'ultimo atto al Picchi, con i padroni di casa già retrocessi e per volere del proprio presidente schierati con una formazione imbottita di giovani primavera. La gara dei toscani è iniziata bene, ma è finita con l'attesa goleada. Il gol dell'ex Cosenza trovato, solo un'illusione, poi il pareggio degli uomini di Stroppa con Zanellato che approfitta di una respinta corta di Ricci sul sinistro di Messias e firma il pareggio. Passano solo i 3 minuti e il Crotone ribalta la situazione. Cavalcata di Messia sulla destra, supera gli avversari come Birilli e serve una palla d'oro a Simi che non sbaglia e balza al comando della classifica cannonieri. Ma non finisce qui. Prima della pausa la terza rete degli squali firmata da Gerbo con un gran sinistro al limite, imparabile per Ricci. Nella ripresa Filippini cambia subito 2 uomini ma il Crotone trova la quarta rete con Molina. Ricci compie un miracolo sul tiro di Barberis ma l'esterno pitagorico è il più lesto sulla respinta e deposita in rete. Al 59esimo Simi cala il pokerissimo direttamente sul penalty da lui procurato. Il Crotone amministra agevolmente il largo vantaggio e sfiora anche la sesta rete. È la 19esima vittoria in questo torneo, la più facile, la più preziosa. Beh, qua stasera manca Sergio, Mascheroni, che chiaramente avremmo voluto avere qui vicino a festeggiare insieme a noi, quindi la dedica è sicuramente per lui. È stato programmato, la prima volta poteva essere casuale, ma questo è molto importante, sono molto contento perché la nostra società ha fatto veramente una grandissima cosa. E quando parlo società parlo di Gianni Brema, di Raffaele, direttore generale nostro. Abbiamo fatto veramente una grande impresa. Torneremo in chiusura a parlare di Crotone, ma andiamo con ordine, vediamo invece i risultati del Cosenza, perché con il gol dell'ex Asensio che regala le speranze proprio ai lupi di giocarsi nelle ultime gare la permanenza in Serie B. 16 punti in 8 partite, il Cosenza è in testa alla classifica post-lockdown, ha recuperato una posizione ma soprattutto ha ridotto lo svantaggio sulla zona play-out e salvezza. A 180 minuti dalla fine è ancora in corsa per i 2 obiettivi, alla faccia dell'algoritmo che per i lupi aveva previsto un finale in sordina e una retrocessione senza diritto di replica. E invece sono arrivati un pareggio e 5 successi, l'ultimo in ordine di tempo con il Pisa al Marulla, il terzo di fila dopo la parentesi della Spezia. I rossoblu di Occhiuzzi, ancora una volta, hanno dimostrato di valere molto più di quanto dice la classifica. La squadra gira, costruisce, finalizza, 13 reti il bottino delle ultime gare. Mirko Carretta ha aperto le danze con i toscani, spingendo in rete il pallone regalato da Casasola in un primo tempo giocato alla perfezione, con il Cosenza pericoloso in diverse occasioni con Rivière e già vicinissimo al vantaggio con Casasola che davanti a Gori ha smorzato il colpo di testa.
Poi, nella ripresa, dopo un'altra sgroppata di carretta, il prevedibile ritorno dei toscani e il pareggio di De Vitis. Per il Cosenza una mazzata, ma anche la sveglia per un finale tutto da vivere. Da rivedere il corpo a corpo tra Rivière, lanciato rete da Balulì, e Lisi, con l'attaccante francese finito a terra davanti alla porta. Niente rigore per Rapuano, nonostante le proteste. Poco dopo, l'altra grande chance. Dal calcio di punizione di Dorazio, la bella girata di testa di Sciaudone, finita sulla parte bassa della traversa. Sfortuna? Sì, ma anche un segno del destino, perché il gol vittoria toccava a Raul Asensio, entrato in campo proprio per questo, contro la sua ex squadra, per tenere in vita i lupi, più duri a morire che mai. Io ho 26 ragazzi e vogliono giocare tutti. Oggi chi è entrato si è tolto delle soddisfazioni importanti, soprattutto verso i miei confronti, perché io faccio delle scelte, ma soprattutto per la loro carriera, quello che stanno facendo, e mi piace il fatto che esce il valore tecnico di questi ragazzi, perché io sono onorato di allenare una squadra così forte, dei ragazzi così forti, ma soprattutto degli uomini così forti, perché non mi mettono mai in difficoltà a livello personale, di rapporto, e mi mettono in difficoltà a livello di scelte. E so che quando vengono chiamati in causa chiunque ha la rabbia giusta per fare ciò che deve fare. Adesso vediamo le previsioni del tempo. L'alta pressione che ha dominato per tutta la settimana sta subendo un lieve cedimento che produce maltempo al nord-est Italia e sui Balcani, mentre sulla Calabria porterà nubi sparse ed abbasserà un po' le temperature che comunque si limiteranno a rientrare nelle medie del periodo nella giornata di domenica, quando perciò si potrà godere di un caldo molto più gradevole. Domani nubi sparse su Catanzarese Tirrenico, Vibonese e Reggino Tirrenico, dove potrebbero anche verificarsi isolati o poco significativi piovaschi. Altrove poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità sulle aree interne nel pomeriggio e possibilità di brevi isolati rovesci su Pollino e Sila Piccola. Temperature in calo rientranti nelle medie, godremo quindi di un caldo più gradevole. Passiamo ora a mari e venti. Domani mari poco mossi, a tratti mossi solo il basso Ionio Cosentino e lo Ionio Crotonese. Venti di direzione variabile, ma in prevalenza deboli da nord-ovest sul Tirreno, localmente moderati al mattino sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Prima di salutarci vi lascio una copertina proprio dedicata ai festeggiamenti della promozione del Crotone in Serie A, festeggiamenti che sono durati fino all'alba, fino all'arrivo della squadra proprio all'aeroporto Sant'Anna di Crotone, festeggiamenti che vedremo insieme e poi vi auguro un buon weekend.